Ma che ci fatto? Ma qua grillo per capa. Un giorno, fortunatamente se ne sono accorti. Ho parlato con Rosa, ho parlato con Assunta e mi hanno detto: Nonni, scappa, salvati, non è colpa tua. Così mi hanno detto: non è colpa tua. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Io ho capito che non è colpa mia. Io forse, sapete signora, ho sbagliato a sognarmi una vita come Candy Candy, una vita come Julia Roberts. Ma io quel giorno non ho sbagliato a prendere tutto e ad andarmene via. Perché non è colpa mia. Non è colpa mia. Mi chiamo Rita Esposito, ho 25 anni e io credo nell'amore. Dove sta? Ti mascar pesata l'anima, dove sta? E chissà quale suono mi stai Andiamo insieme alla scoperta della Valletta. Casa veste verità. Stonga can, mi si scale che sta vita mi danna. A già fa, te volesse ma non posso chi mi aspettare. Ci troviamo al centro storico della Valletta, precisamente fuori uno dei monumenti più importanti, la co-cattedrale di San Giovanni. Per il mondo è lo scrigno dei tesori che ci hanno lasciato i Cavalieri di Malta, tra cui il più importante, il quadro più grande mai firmato dal Caravaggio. È tempo di tornare a bordo perché un altro fantastico concerto di musica classica napoletana ci attende, questa volta in compagnia del grande Antonello Rondi. Bastato solo un momento per scordare. Poi guardi la caspietta stasera, non lo vivo già aperta io, reggimento fulate e dolore, ore cantano chiacchiere qua, diavolo la padrona sincera. Ma è più degne sentite cantare. Come europea non c'è più, ma è molto. Mi sta Signori, sono con Antonello Rondi, che finalmente c'è stato il gran ritorno con noi qui a bordo per la crociera della musica napoletana, ma questa volta è stato premiato ambasciatore della cultura napoletana nel mondo. È veramente un grande piacere, un grande onore essere qui, essere stato premiato da Francesco Spinosa quale ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, che comunque veramente non è che è sbagliato, perché è vero questo fatto. Comunque grazie con tutto il cuore. È stata una bella serata, tutte le serate sono state una più bella dell'altra e quindi è una crociera spettacolare, veramente molto bella.
Signora, come sta andando questa crociera? Benissimo, benissimo, bellissima, tutto benissimo. Quest'anno è stato il non plus ultra di tutte le altre crociere, veramente bella, 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 bella. Venite perché vi divertirete tantissimo. Tu dico zitto, che la saluta gente, ma non sa niente, possa dire, voglio bene, voglio bene. Perché con Francesco Spinoso vi trovo una magnificenza. La crociera non la lasciamo, non la abbandoniamo mai. Come sempre la Scoop Travel organizza una crociera fantastica, il meglio di Napoli. Devo dire la verità, è bellissima, gli artisti che sono venuti sono tutti bravi, mi hanno fatto consolare. Ma di parole più, parlare dolce, lascia io solo tre, la voglio bene. Ci siamo divertiti tantissimo, ci stiamo divertendo tantissimo, tutto funziona alla perfezione e ringrazio tantissimo tutti i componenti della Scoop Travel che sono stati meravigliosi, sono meravigliosi, cantanti meravigliosi. Un saluto a tutti gli amici di Napoli Live. Ciao. Vi raccomando, seguiteci sempre. Mi chiama Mari, tengo i capelli e venga lontano. Buongiorno, buenos dias. Oggi ci siamo svegliati nella magica e frenetica Barcellona, la capitale della Catalogna, conosciuta in tutto il mondo per le sue vicende politiche e per la sua voglia di indipendenza dalla Spagna. Ma Barcellona, ricordiamocelo, è famosa soprattutto per le opere architettoniche che ci ha lasciato l'architetto Gaudì. Malamente. Mi chiama Mari, tengo un occhio segnato. Altro simbolo di Barcellona è il Parc Güell, un parco giardino in stile inglese costruito da Gaudì agli inizi del Novecento. Questo parco è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ed è un parco bellissimo dove cittadini e stranieri possono godersi una bellissima vista sulla città di Barcellona. Insieme promesse de guagno che si scagnano bene. Ma chiama Mari, e Mari voglio restare.
eccoci arrivati a Plaza Catalunya, il cuore pulsante di Barcellona. Non ci resta altro che andare alla scoperta delle Ramblas, fare tantissimo shopping ed assaggiare anche i piatti tipici. Non possiamo andare via senza aver gustato le eccellenze tipiche del luogo e quindi stiamo per entrare nel mercato della Boqueria. Andiamo! Il nostro giro a Barcellona termina qui. Questa città piena di energia ci ha veramente rapiti, ma la meraviglia di Barcellona è l'incontro di persone provenienti da ogni parte del mondo. Questa fantastica città, tra l'altro, ci ha trasmesso la giusta carica e la giusta energia per affrontare una serata in compagnia dei nostri ospiti. Questa sera, infatti, a cantare, ballare e recitare non saranno i nostri artisti, ma i nostri ospiti. Quindi ne vedremo delle belle, perché è la serata speciale di Scoop Factor. Restate con noi! Ci stiamo divertendo molto, organizzatissima, la nave è meravigliosa, ci sono 30.000 cose da fare, stiamo mangiando forse un po' troppo e troppo spesso, però sì, ci stiamo divertendo sia noi che i bambini. Non vorrei che finisse, quest'anno proprio non vorrei che finisse. È stata una cosa stupenda, molto bella. Facile giù. Allora, giù. E passa tanto tempo. T'ha una bella notizia. Mi sto in menopausa. Facile giù. Non posso. Perché? Ne ho fatto 5 con voi, questa volta è stata ancora più bella. Bellissima, cantante veramente bellissimi, canzoni veramente belle, squisiti. Per me sono molto contento. Quest'anno è stato più bello degli altri anni. Rose per te, ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa, sei bellissima, sei dolcissima, c'è cosa che hai. Sì, l'amore, sì, la poesia, la passione, la fantasia. E nessuno è più felice di me. Quando lo guardi in vero da chi stuocchi, io vedo male, vedo cibo, io vedo a te. 46 anni insieme è sempre come la prima volta. Rosa, insieme a scessano da volta e ci essano da volta a te.
mi avete fatto rinascere un'altra volta. Grazie Francesco, grazie a tutti e grazie, veramente siete stati meravigliosi. Poi è un valore aggiunto alla mia vita venire qui in crociere, grazie. Dico soltanto che è da provare perché è un'esperienza bellissima. Perché di gelosia io sto morendo. Anche per me è stata un'esperienza bella, anche perché è la prima volta e neanche a farlo apposta il mio compleanno è capitato il 15 ottobre. Io sono alla mia seconda crociera della musica napoletana e spero che sia solamente l'inizio di una lunga serie, perché è veramente un'esperienza tutta da vivere, se non la provi non può capire. Vieni, anche tu. Sono con il vincitore dello Scoop Factor, il nostro evento di questa sera. Allora, Gennaro. Non ho niente da dire, solo che la mia vita in 60 anni non mi ha mai regalato niente e questa sera mi ha fatto felice. Che bello. Con una canzone napoletana, grazie a Napoli e a tutti voi, grazie. E allora ci vediamo l'anno prossimo in crociera. Sicuramente, ma anche se non vincevo io lo stesso in crociera. Oggi ci troviamo in Francia, precisamente a Marsiglia. Se vi dico Provenza, cosa vi viene in mente? Sicuramente l'odore della lavanda. E allora anche noi oggi ci faremo